Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Presidente, che significato ha questa giornata per lei? Intanto, prima di tutto un ringraziamento. Noi abbiamo, devo dire, affrontato delle emergenze inaspettate e devo dire mai previsionabili e con dei drammi che abbiamo vissuto, e la protezione civile è stata quella in prima linea a dare una mano alla popolazione, alla cittadinanza, da Vaia alla pandemia, alle emergenze neve che ci sono state, e penso che la pandemia sia stato il caso più emblematico, dove anche nei momenti più bui, quando c'era il lockdown duro, la protezione civile dava assistenza alla popolazione, la protezione civile ha aiutato negli hub vaccinali per organizzarli, senza protezione civile non sarebbe stato possibile organizzarli. Insomma, penso un valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia, un valore aggiunto che ci viene riconosciuto a livello nazionale. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia è assolutamente un'eccellenza nazionale ed internazionale. È importante oggi di fatto viene ringraziato un corpo, quello della protezione civile, che tanto si è speso in questi ultimi anni e tuttora lo sta facendo. Ma sì, il sistema di protezione civile si basa sul volontariato organizzato di protezione civile, che proprio qui in Friuli Venezia Giulia ha una sua espressione territoriale molto importante, e quindi credo che mettere insieme la filiera dal cittadino esperto che si mette a disposizione, i sindaci, le strutture nazionali, i prefetti, la regione che ha una responsabilità importante sul tema e il Dipartimento nazionale, significa chiudere un po' il cerchio della filiera sul sistema di protezione civile. Il volontariato organizzato è stato impegnato in tutte queste emergenze, quelle più classiche e quelle più nuove, se possiamo chiamarle così, e quindi è anche un momento di riflessione su come noi possiamo essere ancora più performanti rispetto alle richieste dei cittadini. Vicegovernatore, i volontari rappresentano il cuore solidale del Friuli Venezia Giulia. Oggi li ringraziate. Ringraziamo i volontari di protezione civile, perché senza di loro tutto questo lavoro che abbiamo fatto sicuramente non sarebbe riuscito. Hanno svolto un ruolo determinante in un'alleanza importante col sistema sanitario, e quindi ci è parso importante esprimere questa gratitudine, che faremo oggi, tra l'altro davanti alla presenza dei prefetti, del capo del Dipartimento, l'ingegner Curcio, che ha voluto essere con noi, quindi per noi è una giornata molto importante. La sfida è continuare ad alimentare questa esperienza. È il più grande obiettivo e anche il più ambizioso. Questa esperienza non può finire. La storia che ci ha insegnato Giuseppe Zamberletti deve proseguire e noi dobbiamo lavorare per questo.